Questa è la statale 47, meglio nota come la Valsugana. Si tratta di una strada che, come vedete, in alcuni punti ha una sua vaga vocazione da autostrada barra superstrada, ma poi resta una statale in cui molto spesso è da lasciate ogni speranza voi che entrate. Queste sono le immagini di lunedì. Automobile contro autocisterna, una donna morta, la statale 47 bloccata per ore. Queste, invece, sono le immagini di martedì, automobile contro mezzo pesante, una donna viva per miracolo, la statale 47 bloccata per ore. E queste invece sono le immagini, quelle solite. Sono sempre di martedì, ma potrebbero essere della settimana scorsa, del mese scorso, persino del mese prossimo, perché da queste parti sono abituati ai vigili del fuoco, ai carabinieri o alla polizia per i rilievi, alla polizia municipale per la viabilità. Insomma, tutto l'arsenale delle operazioni per un incidente. Questo per una strada che da sempre rappresenta un incubo per la viabilità tra Veneto e Trentino, una via alternativa essenziale verso l'Europa, raro sfogo all'autobrennero e rischio di ulteriore saturazione quando la pedemontana verrà aperta, e questo asse di penetrazione tra Italia e Europa continentale si rivelerà ancora più importante sia per il turismo che per le attività produttive del Veneto. Poi i numeri degli incidenti, visti dal punto di vista statistico si ragiona in percentuali e in totali, ma si tratta di una sommatoria di tragedie personali e la Valsugana ha appena portato alla cronaca la vicenda di Gabriele Cunaro, la 46enne che abitava con il suo marito Fabio e la loro figlia di 6 anni a Borso del Grappa, i suoi tanti turni di notte come quello da cui rientrava lunedì mattina e il suo vicino Christian che guidava proprio l'autocisterna contro cui è andata a schiantarsi. Inutile andare più a fondo nel dolore di questa famiglia, far vedere le fototessere del suo documento, la lunga scia triste della Spoon River della Valsugana con le auto ridotte a rottami che raccontano di vite spezzate. Come potete vedere il traffico pesante anche in un orario di morbida, come si dice in gergo, risulta piuttosto cospicuo, e questo è uno dei motivi dei problemi della Valsugana, ma soprattutto il problema è che questa strada troppe volte viene bloccata a causa di incidenti.